quindi è possibile portare avanti questo cercheremo di siamo segnati qui di stampare questa tradizione, speriamo di andare avanti. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie. Hai appena citato Lino Cordelli, vieni. Presidente dell'Unione Folcloristica Sarda. Un bel impegno, questo è il terzo anno di un progetto insomma, che ha portato su in giro per la Sardegna, l'abbiamo detto all'inizio, partito da Quartuccio, è andato a Trinità d'Agosto e Vignola, poi Bosa e ritorna a casa, ma anche domani un'altra appuntamento. Insomma un bel impegno per 3 anni dell'Unione Folcloristica Sarda, oltre a tutte le cose che fate per i gruppi in Sardegna. Esatto, concordo, hai detto benissimo. Mi associo ai saluti e ovviamente ai ringraziamenti che ha appena fatto Aldo, in modo particolare all'amministrazione comunale di Quartuccio e al gruppo Folk Campidano. Dall'amministrazione comunale permettetemi di ringraziare personalmente l'assessore Elisabetta Contini, perché comunque la stressiamo e alla fine i risultati arrivano. Quindi mi auguro che anche il prossimo anno Quartuccio possa far parte del circuito UFS Festival, sperando sempre che la Regione Sardegna confermi il bando, perché senza il bando della legge 7 tutto questo non sarebbe possibile. Grazie allora e buon lavoro a Lino Cordella, all'UFS, al gruppo di Busacchi Bella Mia, perché è anche presidente di questo sodalizio. Adesso il canto chitarra, ecco un'altra bella esperienza della nostra tradizione, già soprattutto da quando, non soltanto da quando era patrimonio proprio delle varie comunità, l'espressione canora, ma poi quando dalla fine dell'Ottocento è anche salito sul palco e quindi ha assunto questa dignità di spettacolo, e in questo oltre più di un secolo abbondantemente abbiamo avuto insomma occasione di segnare con la presenza di tante voci, tanti cantatori che hanno alimentato questo grande fiume insomma del canto popolare a chitarra, e stasera noi avremo 2 voci particolarmente interessanti, prestigiose del mondo del canto a chitarra, quella di Emanuele Bazzoni, al quale io vorrei fare un saluto e un applauso, di Usini, grande cantatore Mannu. Un'altra voce importante di una famiglia insomma, che è molto legata e appassionata e vicina, e dà un grande contributo al canto sardo, con da Orosema, per dire solo dal punto di vista geografico, ma per tutto il canto a chitarra, Emanuele Bazzoni e Franco De Sena. Con Franco De Sena le 2 voci ci porteranno, grazie a tutti gli intrecci delle corde della chitarra perfettamente accordata per questo tipo di canto, anzi le 3 tipologie iniziali che avremo modo di ascoltare. Intanto vorrei salutare e applaudire Alessandro Carta, grazie Alessandro, grazie del tuo lavoro e dei tuoi suoni. E con loro ci porteranno soltanto in un piccolo viaggio, perché poi dopo ci sarà lo spettacolo a ballare, quindi Re Nuorese Muttos, almeno l'essenza del canto tradizionale a chitarra, e poi vedremo altre cose, le ascolteremo più tardi. Emanuele Bazzoni, Franco De Sena, la chitarra di Alessandro Carta.